penso anche che ci sia la possibilità, con l'organizzazione di una didattica efficace nei contenuti e nell'organizzazione e come dire, finalizzata a sfruttare lo sport come strumento anche di lavoro e di vita dopo le attività sportive, mi sembra una bellissima idea e quindi ho dato al Vescovo di Chiavari tutto il mio sostegno e stiamo studiando come Entella le modalità con le quali concretizzeremo praticamente il nostro sostegno. Bisogna che non sia soltanto l'Entella a essere coinvolta in questa avventura, credo che ci siano altre società sportive che possono dare la mano e altri imprenditori che si possono in qualche modo impegnare per dare continuità a questa iniziativa. Anche potrebbe rafforzarsi il collegamento tra i ragazzi che sono ospiti dell'Acquarone, che comunque vivono qui lontano dalle loro famiglie, con questa istituzione scolastica. Sì, infatti noi abbiamo 18-20 pensionati all'Acquarone ogni anno che seguiamo con un tutoraggio scolastico molto, molto stretto, molto forte, di cui si occupa Sabina, mia moglie, con tutti i suoi collaboratori. C'è questo collegamento quindi con i nostri giovani e con quelli che di loro affronteranno il liceo, perché è comunque un liceo scientifico, quindi una scuola seria, impegnativa, ma poi io vedo una possibilità di collegamento anche con YLab, perché questo tema della digitalizzazione applicata allo sport, che è il tema di YLab, potrebbe in qualche modo coinvolgere anche il liceo. Oggi mancano professionalità in questo campo della digitalizzazione, dell'era diciamo proprio degli sviluppatori digitali. Un primo passo di formazione potrebbe proprio venire da questo liceo.